Sale la colonnina di mercurio fino a raggiungere punte di 37-38 gradi con picchi di 39 attesi nella zona del Rodigino, colpa dell'anticiclone nordafricano. Nel fine settimana che segna l'inizio dell'estate, in arrivo in Veneto un'ondata di calore che ha fatto scattare l'allerta gialla della Protezione Civile. Caldo che nelle prossime ore raggiungerà anche Dolomiti e Prealpi. Artefice ancora una volta un'alta pressione, un promontorio di origine africana, ci sarà nelle prossime ore di nuovo un'ondata di calore che investirà un po' tutte le nostre zone. Aria che poi calda, che in modo particolare sulla pianura padana si insacca e quindi dà ancora più effetto, perché non avendo un ricambio i sistemi perturbati non passano, quindi aria che staziona e si carica sempre più di umidità e di caldo e quindi di energia. Quindi nelle prossime ore avremo dei valori veramente straordinari, considerando che siamo in giugno, quindi valori massimi intorno a 34, 35, forse 36 gradi all'ombra, perché al sole sono molti, ma molti di più. E soprattutto i valori minimi che si mantengono intorno ai 23, 24, anche 25 gradi, quindi avremo anche la notte del tipo tropicale. Da lunedì 22 giugno sarà attivo il 1500 numero di pubblica utilità del Ministero della Salute insieme all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per offrire ascolto e informazioni ai cittadini, soprattutto alle persone più fragili e a rischio. Il caldo intenso dovrebbe durare fino a metà della prossima settimana. Tipo di tempo questo che ci accompagnerà probabilmente fino a fine mese. Certo, l'ondata forte dovrebbe terminare intorno a mercoledì, giovedì, ma comunque, ripeto, fino a fine mese le temperature rimarranno sempre al di sopra dei 30 gradi.